Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui pronti a montare in sella al nostro fantastico Valiant F16 Global Travel XL per far crescere la quantità di denaro presente nella nostra azienda, ovvero la Valhelgen Transport. Allora, negli ultimi giorni siamo riusciti a ottenere circa 40.000 dollari. Sono arrivato nei pressi di Bruxelles, precisamente a Liège, proprio per effettuare un piccolo tagliando al nostro caro camioncino, quindi una revisione totale delle gomme, del motore e della trasmissione. Mi è costato il tutto circa 2000 euro e mi ritrovo adesso con un bel rimorchio, un bel semirimorchio attaccato pronto alla motrice per intraprendere quindi una nuova avventura. Il nostro obiettivo è adesso raggiungere circa 125.000-150.000 euro proprio per investire questi soldi in un nuovo camioncino, per iniziare a rendere più indipendente la nostra azienda. Il lavoro che quest'oggi ho accettato è ovviamente una serie di pannelli in calcestruzzo da portare da Liège, quindi dall'entroterra europeo, a Newcastle. Abbiamo circa 900 km da affrontare per un compenso totale di 11.404 euro. Qualcuno di voi mi aveva chiesto un viaggio più lungo e magari anche qualcosa di più pesante, e proprio così ci dirigeremo quest'oggi nella parte nord della nostra Gran Bretagna, prenderemo il traghetto nei pressi di Amsterdam e vedremo un po' di arrivare a Newcastle in pieno orario. Allora, mi ritrovo appunto per quanto riguarda la nostra motrice proprio nei pressi della nostra Liège. Vediamo adesso di sentire il rombo del nostro caro motore. Pronti? Eccolo qui. Allora, mi ritrovo appunto nell'officina di Liège perché dovevo effettuare appunto il tagliando del nostro camioncino e adesso vedremo di imbatterci appunto nella nostra avventura. Allora, sono circa le 10 di sera, quindi adesso vedremo un po' di uscire a marcia indietro, vediamo quello che possiamo fare. Dannazione, qua la situazione è molto complicata. Intanto, che maledizione, ci stiamo addormentando. Mi sa che siamo molto stanchi, il nostro caro ragazzone ha bisogno di una pausa prima di intraprendere questa nuova avventura. Allora, vediamo un po', mi devo ricordare la regola: gira a sinistra per andare a destra, gira a destra per andare a sinistra. Mi sembra che qui intorno ci sia anche una sorta di motel per passare la notte, quindi io direi ragazzi di effettuare un bel sonnellino e magari partire l'indomani col sereno, pronti per la nostra nuova Newcastle. Attenzione, però devo trovare un bel centro commerciale per posizionare una bella macchinetta di caffè proprio qui vicino. Attenzione che qui c'è una bella motrice della Scania, qui può andare bene, vediamo un po', attenzione. Allora, premi il tasto seguente per spegnere il motore e iniziamo, come dire, un bel intervallo di riposo. Vediamo di partire immediatamente all'alba, sono le 7 del mattino. Oh maledizione, entra una bella luce dal nostro finestrino, respiriamo un po' d'aria fresca, vediamo un po'. Ok, allora si parte immediatamente da Liège, pronti per Newcastle, quest'oggi alle 7 del mattino. Allora, vediamo un po', però forse abbiamo ritardato la nostra corsa, dovevamo consegnare i nostri pannelli entro 2 giorni, invece abbiamo adesso un solo giorno per arrivare al nostro obiettivo. Allora, qua adesso ci manca, dobbiamo effettuare un bel po' di manovra. Allora, vediamo di girare immediatamente da questa parte, maledizione, vediamo di non confonderci, calma, andiamo, vediamo di uscire fuori, vediamo dove si ritrova la nostra uscita, andiamo dall'altra parte, eccola, vediamo di procedere da questa parte e di uscire immediatamente a marcia avanti. Andiamo, maledizione, tutte queste manovre con un camion di queste dimensioni sono davvero molto complesse. Attenzione, ok, ho danneggiato un po' il nostro semirimorchio posteriore nel momento in cui stavo per entrare all'interno dell'officina, però credo che con un paio di euro di penalità riusciremo a cavarcela. Ed ecco finalmente usciti dalla nostra officina, pronti per Newcastle, per la nostra Gran Bretagna. Attenzione, guardiamo a sinistra, possiamo lanciarci finalmente nelle nostre autostrade europee. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Dobbiamo prendere la nostra autostrada qui a destra, dobbiamo procedere verso nord, verso i Paesi Bassi. Ok, andiamo alla grande, perfetto. Allora, vediamo quello che riusciremo a fare in questa giornata. Per quanto riguarda il nostro serbatoio, vediamo con quanto stiamo partendo, con ben 536 litri, il tutto va abbastanza bene, siamo circa a 3/4 di serbatoio, ne ho spesi diversi per arrivare qui a destinazione. Ok, vediamo di continuare da questa parte. Hai trovato un'agenzia del lavoro, qui è possibile reclutare autisti appunto per la tua azienda, quindi il nostro obiettivo è adesso arrivare a circa 150.000 dollari, come vi ho detto appunto in precedenza, per ottenere quindi il nostro secondo camion per la nostra azienda. Allora, era davvero parecchio che non tornavo su Euro Truck Simulator 2, intanto potete vedere che ancora non ho effettuato l'aggiornamento alla patch successiva, vedrò di farlo al più presto, non ho avuto come dire tempo. Allora, dobbiamo imboccare la E42 alla nostra destra, vediamo di posizionarci appunto per quanto riguarda la strada da questa parte. Benissimo, vediamo di aumentare nuovamente
la marcia, andiamo a tutta manetta, siamo a circa 70 km orari, ok, perfetto. Attenzione, ce l'abbiamo fatta addirittura con la nona marcia, quindi il nostro caro motore risponde bene ed è pronto per questa nuova avventura. Prima di dirigerci avanti vorrei sentire un po' i cavalli del nostro motore e continuare a trottare in avanti, quindi vediamo adesso di aumentare il volume del nostro motore. Bene, eccoci arrivati, come potete vedere si riesce a sentire ancora meglio il nostro fantastico 8 cilindri, intanto si procede alle 7:30 del mattino in questa splendida autostrada europea, vediamo di arrivare in perfetto orario, intanto ci ritroviamo con tutte le carte a nostro favore, abbiamo 11.000 euro che arriveranno presto nelle nostre tasche, intanto cerchiamo di non danneggiare in maniera elevata il nostro caro camioncione, la motrice per adesso si ritrova allo 0%, mentre come vi avevo detto appunto in passato il nostro semirimorchio ha subito qualche piccolo danno nel momento in cui sono entrato all'officina. Intanto ci continuano a passare, attenzione che una piccola macchinina mi sa che vuole cercare un po' di sfida, ma ecco che continua ad andare in avanti, mi sa che non possiamo inseguirla per adesso. Allora, vediamo un po', diamo un'occhiata immediatamente alla nostra temperatura del motore, siamo appena partiti, quindi stiamo iniziando a farlo riscaldare, diamo un'occhiata, mi sa che dobbiamo continuare a procedere dritto, perfetto. Allora, dopo una buona dormita sicuramente siamo in forze per procedere verso la nostra avventura. Allora, vediamo un po', attenzione, addirittura qui c'è un'area di parcheggio a 200 metri, ma non credo che sia opportuno effettuare il pieno, abbiamo ancora carburante per 1040 km, quindi potremo arrivare in maniera concreta al nostro obiettivo. Quindi si lascia la regione adiacente e ci dirigiamo immediatamente verso la Germania, vedremo adesso di tagliare in mezzo questo paese e arrivare appunto verso nord, verso Amsterdam, per prendere immediatamente il nostro traghetto. Allora, in questo periodo estivo ragazzi, come appunto vi ho detto nei video precedenti, ho iniziato, come dire, una sorta di nuova serie all'interno di Little Big Planet 2, come avete ben potuto vedere il primo gameplay, quindi nei prossimi giorni arriveranno nuove avventure sempre all'interno dello stesso game, perché ovviamente ho visto che ha suscitato un certo interesse, quindi fatemi sapere come al solito cosa ne pensate di questo game. Attenzione, mi sa che dobbiamo imboccare la strada alla nostra destra, 40 km orari come limite, quindi attenzione a non beccare una bella multa per eliminare tutto il nostro capitale. Attenzione, vediamo di rallentare, meno male che abbiamo il nostro cruise control, costato circa 1000 euro nel nostro camioncino, vediamo di metterlo immediatamente, 44 km orari possono andare abbastanza bene, perfetto. In questi ultimi giorni sono arrivate delle nuove notizie per quanto riguarda il nuovo titolo che uscirà il 3 settembre, ovvero Rome 2 Total War, ragazzi, sarà uno dei giochi principali che effettuerò nel momento in cui uscirà. Sono arrivate davvero tantissime notizie, tantissime news per quanto riguarda il nuovo titolo della Creative Assembly. Ovviamente effettuerò, come vi ho detto forse in qualche video precedente, la campagna in single player. Ancora sono indeciso per quanto riguarda le fazioni, comunque sono tutte spettacolari e ovviamente le intere fazioni hanno delle particolari, ovviamente dei particolari bonus, dei particolari svantaggi che più avanti vedremo. Comunque una bella campagna in single player ovviamente ci sarà. Ho visto anche nuovi gameplay per quanto riguarda le battaglie navali e soprattutto anche le battaglie terrestri. Ci sono stati davvero tantissimi miglioramenti, soprattutto mi è piaciuta tantissimo l'integrazione delle battaglie navali all'interno delle battaglie terrestri, dando vita a un vero e proprio spettacolo appunto per gli occhi, creando la possibilità di riprodurre delle vere e proprie strategie. Comunque sarà un gioco che sicuramente andrò a curare nel momento in cui uscirà, e sicuramente nei prossimi giorni uscirà anche GTA 5, ragazzi, ovviamente il 17 settembre, il nuovo titolo della Rockstar Games. Ho visto davvero tantissime migliorie, come dire, ho ritrovato una sorta di ritorno al passato per quanto riguarda la personalizzazione del personaggio, delle auto, anche dell'abbigliamento per quanto riguarda San Andreas, ovviamente il capitolo precedente, e sicuramente questo sarà un game che ovviamente effettuerò nel momento in cui uscirà, quindi fatemi sapere anche le vostre opinioni per quanto riguarda questo titolo, ma anche per quanto riguarda Rome 2 Total War. Allora, intanto ci ritroviamo, mi sembra, a 760 km dalla nostra cara Newcastle. Attenzione, mi pare che si tenta il sorpasso, c'è una troupe di auto abbastanza lente, attenzione, eccoci, sta uscendo addirittura un tir da quella parte. Ok, a tutta manetta, mettiamo la 10ª marcia, facciamo salire il nostro motore di giri, mettiamoci sui 2000 giri e si continua. Attenzione, questa strada abbastanza... Oh, attenzione, questo dannato che ci vuole superare a destra, maledetto, vediamo di continuare. Eccolo, dove vuoi andare, amico mio? Vi ricordo che stiamo trainando ben 15.000 tonnellate. Dannazione, mi sa che non ce la facciamo. Mettiamo l'11ª, bene, vediamo di prendere la scia del nostro amico, si continua, attenzione, mettiamoci nella corsia dei rimorchi, attenzione, forse avremo la possibilità di beccarti più avanti quando troveremo magari un bel rettilineo. Attenzione, probabilmente si lascia la nostra Germania, abbiamo avuto un
piccolo tratto all'interno del territorio tedesco, adesso siamo riusciti ad arrivare nuovamente in Olanda. Attenzione, si tenta, mi sa che dobbiamo rallentare un po', maledizione, questo rincitrullito davanti a noi, vediamo di scalare di marcia, facciamo salire il motore di giri, eccolo, ok, passiamo dall'altra parte, alla grande. Mi sa che dovrò comprare una bella macchinetta del caffè da mettere qui intorno, perché sicuramente dobbiamo evitare questi dannati problemi di sonno. Qui abbiamo un nostro caro amico, come va ragazzone, un bel come dire camionista del sud. Intanto qui c'è un bel ragazzone con dei legni appunto di dietro, anzi dei tronchi d'albero. Mi è sempre piaciuto trasportare qualcosa del genere, però non ho mai avuto l'occasione. Quest'oggi stiamo trasportando qualcosa di molto impegnativo. Attenzione, vediamo di suonare al nostro caro amico. Come va ragazzo mio? Dobbiamo procedere dritto, come vedete dal cartello, verso Amsterdam. Olè, a tutta manetta. Mi sa che il nostro carburante non basterà. Qui dice 458 litri, possiamo procedere ancora per 930 km. Però io ragazzi mi fermerei per fare benzina, proprio perché vorrei evitare particolari incidenti sulla strada. Quindi vediamo di continuare da questa parte. Benissimo, ho visto che qualcuno di voi mi ha domandato anche per quanto riguarda Watch Dogs. Ovviamente è un titolo che mi interessa molto, però non sono sicuro del suo acquisto, voglio ancora vedere qualche gameplay in più, quindi voglio schiarirmi le idee per quanto riguarda questo titolo. Ovviamente ragazzi i gameplay di Euro Truck Simulator 2 sono dei gameplay molto rilassanti e tentano, ovviamente danno spazio a molte parole, soprattutto da approfondire per quanto riguarda le vostre domande, ma soprattutto anche per quanto riguarda i miei prossimi progetti, visto che ci ritroviamo adesso in una stagione di passaggio, una sorta di stagione di transito per nuovi titoli che stanno per uscire. Nello scorso gameplay di Euro Truck Simulator 2 ho trattato alcuni dei titoli che volevo appunto acquistare. Comunque adesso con le nuove informazioni che sono uscite appunto sui nuovi videogame vi voglio dare ancora qualche altra informazione in più. Ho notato anche qualche altra domanda in più. Attenzione, mi sa che dobbiamo tornare al momento, passiamo questo ragazzone, vedremo di interrompere un attimo il nostro discorso. A tutta manetta mettiamo la 12ª, vediamo di spendere meno carburante possibile. Qua si trovano pirati della strada che si mettono appunto di fronte a noi. Intanto qui abbiamo un ragazzone che trasporta auto rubate, probabilmente verrà da qualche altro paese. Come va amico mio? Qui avrà addirittura il suo fondo pensione. Attenzione che ci sono dei segnali appunto di avviso, probabilmente ci sarà un cantiere stradale. Attenzione, guardate un po' quella sorta di asta in alto, c'è davvero parecchio vento qui sul ponte, quindi cerchiamo di mantenere una bassa velocità ragazzi, non voglio evitare di essere spazzato via. Mettiamo il cruise control a ben 70 km/h, perfetto, in modo tale da non essere spazzati via. Stiamo attraversando, come dire, un tratto molto particolare. Attenzione, intanto passano rondini da quella parte, non credo sono rondini oppure bombardieri stealth degli Stati Uniti, sembrano proprio qualcosa del genere. Attenzione, intanto ci sta passando uno a sinistra, facciamolo passare solo perché stiamo passando appunto in un tratto di strada molto complicato. Ok, andiamo a tutta manetta, perfetto, montiamo il nostro motore di giri, mettiamoci sui 2000 giri, benissimo, vediamo di recuperare questi 90 km/h. Benissimo, allora alla prima fermata vedremo di rabboccare perché dobbiamo stare attenti al nostro serbatoio. Non sono molto sicuro di queste informazioni che appunto ci indica il nostro caro cursore qui davanti, quindi vediamo di essere sempre prudenti. Allora stiamo attraversando la A50, ci ritroviamo probabilmente in pieno territorio olandese, vediamo di procedere a tutta manetta. Allora dobbiamo procedere per Amsterdam sempre dritto, quindi vediamo di non sforzare il nostro motore e di andare con calma. Intanto qui c'è una bella motrice nemica vediamo di passare a sinistra. Qui l'Aston Martin di 007, il nostro caro ragazzone starà andando in viaggio da qualche parte. Ok, attenzione, non voglio perdere aderenza da queste parti, sono le 10 del mattino, siamo in perfetto orario. Ok, ho visto ragazzi anche qualche domanda per quanto riguarda Formula 1 2013, ho visto ovviamente qualche come dire, qualche notizia per quanto riguarda questo nuovo game della Codemaster. Ho visto che hanno implementato appunto nel nuovo titolo i nuovi, come dire, le auto antiche appunto inerenti ai campionati passati, come per esempio gli anni 80, gli anni 70. Attenzione, mi sa che dobbiamo fare un bel po' di rally da queste parti, scaliamo di giri. E ovviamente mi ha suscitato ciò parecchio interesse, però ancora non sono sicuro di continuare questo titolo, di acquistare questo titolo, proprio perché voglio ancora vedere qualcosa in più per quanto riguarda questo gioco, magari qualche altro gameplay approfondito per ovviamente identificare un po' come sarà
come si sarà evoluta ovviamente la campagna in single player, la carriera e così via. Ovviamente anche un altro tema che mi spinge a non prendere Formula 1 2013 è il fatto che all'interno di Formula 1 2012 la sfida si sta facendo sempre più accanita e mi sto divertendo sempre di più a portare avanti la nostra cara carriera con la nostra Williams. Sicuramente anche il nuovo campionato in McLaren mi tenta a portarlo avanti, sicuramente sarà una cosa che intenderò fare, quindi ragazzi fatemi sapere anche la vostra opinione per quanto riguarda il tema Formula 1. Ovviamente io sono più propensa a continuare il campionato su Formula 1 2012 visto che ho sudato, come dire, il nostro casco in McLaren davvero per parecchio tempo e vorrei proprio iniziare la nuova stagione in McLaren proprio su Formula 1 2012 piuttosto che prendere il 2013 visto che adesso non sono molto convinto per quanto riguarda questo nuovo acquisto. Quindi ragazzi fatemi sapere la vostra opinione per quanto riguarda questo nuovo titolo e soprattutto questa mia nuova idea, ovviamente continuare la carriera con la McLaren per ovviamente affrontare il nuovo campionato in Formula 1 2012 piuttosto che sul 2013. Intanto qui abbiamo una bella stazione di servizio alla nostra destra, attenzione, mi sa che possiamo fermarci. Oh, mi sa che ho messo la freccia dall'altra parte. Ok, scaliamo di marcia per rallentare il nostro motore naturalmente. Ok, attenzione, euro in, perfetto, vediamo di metterci da questa parte, attenzione a non essere soggetti a qualche rapina da queste parti, non è che c'è qualche ladro accampato qui intorno. Allora attenzione, mettiamo la retromarcia immediatamente perché mi sa che siamo fuori la nostra pompa di benzina. Allora 1,42 € per quanto riguarda un litro di benzina, quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora vediamo di rabboccare, spegniamo il motore per evitare di saltare in aria. Ok, allora vediamo un po' quanto ci viene a costare il tutto. Ovviamente ragazzi adesso con il lavoro autonomo dovremo pagare anche noi le spese, 280 litri vanno più che bene, quindi accendiamo nuovamente la nostra motrice e vediamo di dirigerci nuovamente verso l'infinito e oltre. Allora vediamo un po', ecco ovviamente adesso ho capito la lezione ragazzi, questa sorta di ricevuta che sentiamo non è una multa bensì il nostro scontrino. Vediamo adesso come va il carburante, perfetto, adesso possiamo procedere anche alla grande. Bene, allora questa deve essere l'uscita appunto destinata ai camioncini. Intanto lì c'è un bel monumento, sembra uno di quei monumenti che ci sono a Dubai, tutti specchiati, adesso ve lo farò vedere meglio appena usciremo dalla nostra autostrada. Segnale di dare la precedenza, adesso con questi dannati segnali, quiz per la patente. Ok, attenzione che sta passando un Michael Schumacher qui davanti a noi a 200 km/h, mi sa che si dovrà fermare. Perfetto, dovrà odorare il nostro sederone d'acciaio. Bene, allora vediamo un po' dove siamo, mi sa che dobbiamo continuare a procedere dritto. Diamo un'occhiata a Rotterdam Groningen, sì, mi sembra che dobbiamo continuare da queste parti, mi sembra che dobbiamo continuare ad andare dritto. Bene, Amsterdam è alla nostra destra, quindi sicuramente arriveremo a destinazione a breve. Abbiamo 600 km ancora da affrontare. Bene, andiamo a tutta manetta, mettiamo la nostra 10ª marcia. Un altro titolo ragazzi che avevo intenzione di acquistare, magari fatemi sapere anche la vostra opinione, è Thief, un gioco davvero molto particolare. Oh, mi sa che gli abbiamo fatto la fiancata al nostro caro amico, gliel'abbiamo mandato a farsi benedire. Oh, anche oltrepassato il limite di velocità, non sono riuscito neanche a vederlo. Ci siamo giocati ben $900. Un altro gioco ragazzi che avevo intenzione di effettuare al momento della sua uscita è Thief, ovvero un gioco ambientato nell'epoca medievale che narra la storia di un ladro in questo come dire mondo completamente oscuro. Non so se avete visto magari qualche gameplay, qualche demo, comunque è un gioco che mi attira davvero tantissimo perché ovviamente questo genere qui, questo genere stealth che permette quindi di agire in maniera tranquilla e soprattutto in maniera furtiva mi attira molto. Quindi fatemi sapere la vostra opinione per quanto riguarda questo gioco, magari quello che avete sentito, i suoi punti deboli, i suoi punti di forza, per anche consigliarmi e indirizzarmi in maniera positiva. Quindi questo sarà sicuramente un gioco che terrò in considerazione per i prossimi mesi, sicuramente nel momento in cui verrà rilasciato. Sono riuscito anche a notare soprattutto come dire, è stato annunciato anche Tropico 5 ragazzi, quindi si ritorna nei panni del presidente. Non so ancora il momento in cui verrà rilasciato, ovviamente la data precisa, comunque si è visto il video nel momento in cui il presidente giocava con il mondo in tema anni 50. Comunque come dire, buone prospettive per il nuovo gestionale di Casa Calypso, quindi vedremo un po' di stare attenti anche a questo nuovo titolo che sicuramente andrò ad acquistare al momento della sua uscita. Attenzione che ci mettiamo a fare un po' di drifting da queste parti, dobbiamo seguire la strada di Jim Judien qui alla nostra sinistra. Oh, dobbiamo dare un po' di precedenza da queste parti. Oh, lasciamo l'incrocio, mi sa che non abbiamo data precedenza, andiamocene, andiamo via, via, maledizione, via. Ok, proprio abbiamo invaso l'incrocio in maniera proprio unica. Ho usato un attimo il freno a mano per cercare di rientrare in carreggiata, però non è stato opportuno.
Allora, mi sa che siamo proprio nei pressi di Amsterdam, abbiamo effettuato, come dire, sono passati proprio come niente, ben 400 km circa, proprio in un ben che non si dica. Allora, vediamo di continuare. All'interno del prossimo gameplay di Euro Truck Simulator 2, ragazzi, vedrò di effettuare la patch che mi avete consigliato, perché l'aggiornamento, perché davvero non ho avuto tempo, l'ho dimenticato. Mi avete detto che effettua davvero tantissimi miglioramenti e cercherò quindi di effettuarlo. Proprio questa volta l'ho dimenticato. Vediamo un po' di dare un'occhiata alle informazioni qui davanti. C'è qualche vecchietto per chiedere informazioni, perché davvero mi sto perdendo in queste strade. Speriamo che il nostro GPS abbia ragione. Allora, 50 km/h, non voglio fare più Need for Speed, quindi cerchiamo di stare calmi. Bene. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo procedere. Vediamo di andare da questa parte. Mi sa... Attenzione, Ferry Boat appunto alla nostra sinistra, il nostro bel traghetto. Allora, superare l'ostacolo a destra, come dice il nostro caro semaforo. Ok, attenzione! Mi sa che stavamo per gettare a terra l'intero palo della nostra strada. Ok, manteniamoci sulla stessa marcia per non bruciare troppo carburante e cercare quindi di rimanere per quanto riguarda il limite di velocità prestabilito. Quindi ragazzi, fatemi sapere per quanto riguarda la vostra opinione, soprattutto riguardante questi nuovi titoli che vi ho affermato, soprattutto la nuova carriera che avevo intenzione di continuare su Formula 1 2012, quindi fatemi sapere soprattutto le vostre idee per quanto riguarda ciò che vi ho appena detto. Allora, vediamo di stare attenti. Questa deve essere appunto la zona del molo, qui c'è un bel divieto di sosta. Se ci mettiamo appunto qui, un agente della polizia sicuramente prima ci scoppia le gomme e poi ci butta l'intero rimorchio a mare, quindi cerchiamo di non fermarci da queste parti. 30 km/h, si va in una zona un po' dura per quanto riguarda ovviamente questa parte di mappa. Ok, una bella nave da crociera alla nostra sinistra, sicuramente inglese, starà facendo fermare ovviamente i passeggeri da questa parte. Allora, dov'è l'entrata per i camion? Attenzione che ci stiamo fermando un po' troppo. Allora, il porto deve essere appunto qui a sinistra, vediamo di entrare, diamo la precedenza a questi nostri cari amici. Ok, fammi passare amico mio, fammi passare. Sta passando un bel dopplo della Fiat, attenzione. Ok, partiamo con la settima marcia comunque in completa tranquillità. Vediamo di passare da questa parte, c'è un limite di 4 metri di altezza per il rimorchio, però credo che ce la facciamo. Ok, attenzione, dobbiamo portare questi pannelli. Abbiamo fatto la barba al palo. Ok, il nostro rimorchio verrà imbarcato tra poco, quindi vediamo di spegnere il motore e arrivare immediatamente dall'altra parte. Ok, vediamo dove dobbiamo andare. Oh, calma! Una Range Rover! Stiamo per distruggerla. Vediamo dove fermarci appunto per l'imbarco. Deve essere appunto da queste parti. Vediamo un po'. Stiamo calmi. Vediamo. Proprio non riesco a capire. Ah, eccolo, perfetto. Credevo che dovevo farmela a nuoto. Mentre eccoci qua immediatamente per il nostro traghetto. Allora, vediamo un po' quello che succede. Le nuove destinazioni da Gimuden a Tyne. Poi da Tyne arriveremo immediatamente alla nostra, come dire, alla nostra Newcastle. Costa addirittura 1200 euro. Mi sa che abbiamo speso tantissimo per quanto riguarda questo trasporto. Comunque c'è stato sempre un margine di guadagno. Imbarchiamoci immediatamente verso la nostra nuova Inghilterra. Andiamo immediatamente nella parte nord della nostra Gran Bretagna. Vediamo un po' cosa succede. Speriamo di non beccare ragazzi in mare forte, altrimenti possiamo perdere anche qualche bel pannello di segatura in mare. Ok, eccoci arrivati appunto al calar del sole, precisamente alle 4 del mattino in Gran Bretagna. Vediamo un po' quello che succede. Sicuramente dobbiamo dare un'occhiata alla nostra mappa. Ok, allora vediamo di andare un po' più vicino. Ci ritroviamo, come dire, a circa 100 km probabilmente da Newcastle, quindi ci siamo fatti la nostra bella stradina, però abbiamo impiegato 16 ore per effettuare il tratto di mare, quindi ragazzi davvero un bel po' di tempo. Quindi cerchiamo adesso di vedere un po' quanto tempo abbiamo. Un'ora per arrivare, 65 km da affrontare, quindi vediamo un po'. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Accendiamo il nostro motore, vediamo di metterci nuovamente in prima, andiamo a tutta manetta. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare da questa parte. La strada è completamente deserta, vediamo se abbiamo perso qualche pannello di segatura, l'abbiamo dato in pasto alle balene. Vediamo un po', 3%, maledizione, forse qualche marinaio gli avrà spento una sigaretta addosso a qualche pannello, quindi sicuramente l'avrà danneggiato un pochettino. Dobbiamo ragazzi velocizzare il processo di trasporto perché manca solo un'ora all'arrivo, quindi cerchiamo di stare attenti. Calma, calma, intanto siamo arrivati finalmente in Inghilterra. Allora, vediamo un po', mettiamoci sulla settima marcia, vediamo di ingranare nella maniera migliore. Ok, già riusciamo a vedere addirittura il nostro pannello, quindi per la prima volta in Gran
transito contro... Ah giusto, in Inghilterra si transita dall'altra parte, maledizione, me lo potevate dire, proprio per questo trasporto ragazzi ci siamo giocati completamente l'intero stipendio, maledizione, potevano mettere appunto un bel cartello, qui si transita dall'altra parte, però è stranissimo appunto viaggiare da questa parte, dobbiamo stare attenti perché sicuramente ci sarà qualche un po' di pericolo, quindi però sicuramente alle 4 del mattino non credo che ci saranno molte persone. Oddio, una rotonda non so come affrontarla, da che parte, vediamo di stare attenti, presto come va, attenzione, Newcastle ed Edimburgo da questa parte, ci avviciniamo proprio nel cuore della Scozia, addirittura ci sono i nostri autovelox, speed cameras, qui proprio in Inghilterra fanno sul serio nella maniera migliore, attenzione, mettiamoci sui 30 km/h, vediamo di camminare anche a piedi, facciamoci trainare da un bel cavallino. Ok, procediamo a questa velocità per evitare altre multe ragazzi, ci ritroviamo a $44.000, abbiamo speso un po' troppo per questo viaggio, attenzione, un'altra bella rotonda, però sicuramente c'è un bel po' di margine di guadagno, attenzione, dobbiamo mantenerci sempre nella parte sinistra, attenzione, un Honda Civic, maledetto, questo uscirà direttamente da Fast and Furious, vediamo di procedere da questa parte, ok, allora continuiamo, mi sa che siamo a 52 km da Newcastle, adesso arriveremo nella strada, come dire, attenzione, sempre che mi getto nell'altra corsia, mamma mia, 60 km/h come velocità massima, bene, mi sa che dobbiamo fare un bel po' di strada in montagna, ci ritroviamo forse a circa 500 metri dal livello del mare, quindi continuiamo da questa parte, bene, attenzione, ok, mi sono dimenticato ragazzi per quanto riguarda sempre Rome Total War 2, vedrò di effettuare anche delle avventure in multiplayer, ovviamente il gioco sarà incentrato sicuramente sul single player, però mi aspetto anche diversi miglioramenti per quanto riguarda il multiplayer, ho visto che ci sono state particolari battaglie navali, sicuramente io le adoro per quanto riguarda soprattutto quelle terrestri, una sorta di attrazione in più per quanto riguarda le battaglie navali, non so, vedremo quello che riusciremo a fare anche nei prossimi mesi, dopo l'uscita ovviamente del nostro nuovo titolo, quindi ragazzi mi raccomando, mi aspetto le vostre opinioni per quanto riguarda questi titoli e sicuramente mi aspetto anche tantissimi pareri per quanto riguarda la decisione di Formula 1 2012. Attenzione, mi sa che dobbiamo procedere da questa parte, adesso ho capito bene, ci siamo fermati, mettiamo le ridotte, andiamo, maledizione, forza ragazzo mio, avanti che ce la facciamo, stiamo per surriscaldare il motore, forza, siamo un po' impantanati, avanti, dateci una spinta di dietro voi, ok, mi sa che dobbiamo andare un attimino nell'altra corsia, oddio, mi sa che non ce la facciamo, c'è il guardrail, dobbiamo buttare il pilastro a terra, amico mio, maledizione, mi sa che siamo rimasti bloccati ragazzi, forza, sbloccati, dannazione, forza, attenzione che sta passando intanto qui una bella Rolls Royce, non voglio distruggerla, ok, dai che ce l'abbiamo fatta, mamma mia, la truccata per quanto siamo riusciti a passare, forza, benissimo, e che queste dannate strade sono troppo strette per un camion di queste dimensioni, vedete un po' quando si trasporta qualcosa di pesante, qualcosa di complicato, come si inizia a danneggiare il nostro veicolo e quindi a sudare un po' di più. Allora attenzione, accendiamo l'aria condizionata perché davvero si sta morendo di caldo, vediamo un po', perfetto, mi sa che è completamente accesa quindi non ci sono problemi, diamo un'occhiata dall'altra parte, c'è qualcuno, ok, a tutta manetta, perfetto, vediamo un po', dobbiamo procedere sempre nella 1, perfetto, ho un po' di ansia sempre a camminare in queste dannate strade contro mano perché mi immagino sempre un veicolo proveniente da questa parte. Allora vediamo un po' per quanto riguarda il carburante quanto abbiamo speso ancora, perfetto, c'è ancora la quantità necessaria per ritornare in Europa e continuare a girare appunto lì intorno. Bene, siamo quasi arrivati a Newcastle, mancano 30 minuti al nostro arrivo, arriviamo trionfanti al nostro... maledizione, c'è passato un pirata della strada alla nostra destra, maledetto, infatti forse è meglio che ci mettiamo nella corsia per i veicoli lenti perché davvero camminare in queste condizioni è davvero un po' sbagliato. Allora vediamo un po', intanto ci sta per passare un altro ragazzone, vediamo di stare attenti, se mi tenta di superare gli tiro una chiave inglese in testa, attenzione, qua ci sono tutte Jaguar, macchine proprio inerenti all'ambito inglese, attenzione, eccoli, proprio il nostro motore non è competitivo in queste dannate strade, quindi vediamo di stare un po' attenti per quanto riguarda gli ultimi chilometri. Allora vediamo di arrivare, sicuramente siamo arrivati in completo anticipo, sicuramente dovevamo arrivare giovedì entro le 2 di notte, quindi mi ero sbagliato in precedenza, siamo arrivati quindi in completa tranquillità. Il prossimo trasporto ragazzi, visto che adesso sono riuscito a sbloccare anche il carburante per quanto riguarda ovviamente la merce da trasporto, vedremo di effettuare un bel trasporto un po' più pericoloso e magari un po' più urgente per quanto riguarda la consegna stessa, però mi attraeva davvero tanto ovviamente il passaggio in mare, volevo effettuare quindi questa particolare azione, attenzione,
attenzione, andiamo a tutta meta, vediamo di effettuare un bel drifting appunto in questa bella discesa. Calma, meno male che abbiamo i nostri cari freni nella maniera migliore. Scendiamo a tutta forza, ok, alimentiamo il nostro motore, mi sa che dobbiamo girare a destra, ok, attenzione, mi trovo un po' impantanato, per Newcastle, perfetto, il nostro freno a mano, a destra, per Edimburgo a sinistra, ok, ogni volta che attenzione, no, ho sbagliato nuovamente. Maledizione, forse da questa parte abbiamo distrutto l'intera foresta amazzonica, però ce l'abbiamo fatta, bene. Maledizione, mi sa che in Inghilterra, qua in Gran Bretagna, non dovrò andarci più con questa dannata sezione delle strade al contrario, mi rendo, come dire, un po' ridicolo, quindi vediamo di stare attenti. Ok, siamo quasi arrivati sani e salvi alla nostra Newcastle upon Tyne, finalmente, vediamo un po' cosa ritroviamo. Il nostro motore è abbastanza surriscaldato, ragazzi, guardate l'icona appunto sotto la lancetta dei giri del motore, siamo molto surriscaldati probabilmente per quella come dire, per quella risalita in trazione che abbiamo effettuato appunto in precedenza. Qui ci sono dei lavori in corso, probabilmente ci sono delle ruspe a destra, quindi cerchiamo di viaggiare a 30 km/h come dice appunto il nostro cartello. Ok, vediamo di viaggiare a 34 km/h, non credo che ci beccano appunto per 4 km. Questa è una zona completamente asfaltata da poco, quindi cerchiamo di stare in completa allerta. Eccolo là, lavori in corso per le prossime 12 ore, benissimo, ci sono addirittura dei ponteggi qua a sinistra. Comunque siamo arrivati all'alba proprio nel territorio britannico. Attenzione, Newcastle, benvenuti in questo nuovo quartiere, sicuramente l'abbiamo già, come dire, non l'abbiamo, mi sembra, mai esplorata, questa sarà la prima volta. Attenzione, nuovamente, proprio me lo dimentico, un'altra bella multa da portare sulla nostra scrivania, dannazione. Newcastle esplorata, eccoci la prima volta in questo nuovo territorio, ci hanno fatto davvero pesare l'esplorazione, abbiamo pagato, come dire, abbastanza il nostro nuovo viaggio, comunque abbiamo guadagnato, per quanto riguarda ovviamente le spese, circa $9.000 per quanto riguarda questo nuovo trasporto. Vediamo un po' di andare con calma, mettiamoci il cruise control, altrimenti qui andiamo fuori giri. Bene, la rotonda ci porta immediatamente da quella parte, quindi cerchiamo di affrontarla in maniera concreta. E meno male, ragazzi, che siamo arrivati alle 6 del mattino. Vi immaginate alle 11 a mezzogiorno, quando il traffico era intenso, come avrei fatto a superare il tutto? Non me lo immagino neanche. Comunque, eccoci arrivati appunto nello stabilimento. Eccolo qua, lasciamo questo come dire, questo rimorchio agli operai qui intorno. Ragazzi, fatemi passare, voglio entrare avanti. Abbiamo ancora le luci accese, vediamo di stare attenti. Eccoci arrivati, c'è anche qualche gru nella parte superiore. Allora, vediamo di effettuare adesso un bel parcheggio come al solito. Attenzione, calma. Bene, ole. Oh! Dannazione! Maledizione, i nostri freni non hanno tenuto. Mi sa che ci siamo completamente distrutti le luci davanti. Allora, attenzione. Vediamo un po', gira a destra per andare a sinistra, gira a destra per andare a sinistra, quindi dobbiamo girare a sinistra per andare a al contrario. Cerchiamo di tenere a mente la nostra formula magica, attenzione, attenzione, ok, mettiamoci nuovamente in seconda. Andiamo, raddrizziamo, stiamo distruggendo tutto, maledizione. Cerchiamo di posare al più presto questo dannato rimorchio. Ok, mettiamoci in retromarcia. Allora, vediamo un po'. Andiamo. Forza. Vediamo un po'. Siamo ancora molto lontani. Procedere. Andiamo. Dai che ce la facciamo. Forza. Allora, adesso dobbiamo solo raddrizzare il nostro camioncino. Andiamo un attimino avanti, cerchiamo di girare tutto a sinistra, tutto a babordo. Ok, vediamo un po'. Vediamo, possiamo procedere, siamo fall. Vediamo, perfetto, allora gira a destra per andare a sinistra. Destra per andare a sinistra. Destra per andare a sinistra. No. Vediamo un po'. Gira a sinistra per andare a destra. Ok, dai. Ce l'abbiamo fatta. Forza.
avanti. Fatevelo bastare ragazzi, mi sa che siamo arrivati nella maniera migliore. Magari qualche operaio cercherà di come dire, uscirlo da quella posizione. Soddisfacenti, siamo riusciti a effettuare il tutto nella maniera migliore. $10.000 guadagnati e l'esperienza necessaria per arrivare a un passo dal livello 15. Molto bene, questo nuovo trasporto ci ha portato a $54.000. Vediamo di effettuare adesso qualche trasporto all'interno del prossimo gameplay, magari più concreto per quanto riguarda ovviamente il nostro quantitativo di denaro. Vediamo un po' da cosa succede per quanto riguarda la nostra Newcastle. Vediamo i prossimi trasporti cosa succede. Allora, mettiamoli per quanto riguarda ovviamente il prezzo proveniente dall'alto verso il basso. Allora, abbiamo degli scavatori da portare nel sud della nostra Inghilterra, o addirittura un Digger 500 pagato davvero profumatamente da riportare in Europa, nel cuore della Germania. Circa 1000 km da affrontare, un bello scavatore, probabilmente questo sarà il nostro prossimo carico. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay, mi raccomando fatemi sapere per quanto riguarda le tematiche che vi ho citato in precedenza, sicuramente durante il viaggio, e sicuramente fatemi sapere le vostre opinioni per orientarmi meglio per quanto riguarda i prossimi titoli. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Edward Van Helgen.